Ragazzi, prima di iniziare con il video, piccola parentesi, ragazzi, continuo con la Road to Primi in Italia perché nell'ultimo video io vi ho chiesto 40.000 like e ora nel momento in cui sto parlando siamo oltre a 50.000 like, probabilmente numeri da persone che hanno mezzo milione su YouTube e io malapena sfioro i 200.000, perciò veramente un grazie di cuore per tutto il sostegno che mi state dando e basta parlare, vi lascio al video. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video Son Kai. Ragazzi, oggi siamo tornati con questo nuovo video e siamo arrivati a 5100 una coppa. E ragazzi, mi sono veramente spaccato da merda. In realtà per fare tutti i video mi spacco sempre a merda. Allora, però il mio record migliore di sempre è 5108. Vi dico anche il perché. Innanzitutto, grazie a questa difesa, diciamo che ogni tanto riesco anche a vincere, perciò mi dà anche molto tempo a disposizione. Grazie allo scudo, tipo vado a riposarmi o vado a dormire o vado anche a studiare. Sì, studio anche. Allora, come possiamo vedere le mie difese, agenda, basta spam, madonna. Allora, ragazzi, ho vinto due difese, purtroppo quella in mezzo è uno dei giocatori del clan King's Rock. Per chi non conoscesse questo clan, basta che leggete la descrizione. È il canale, aspetta, non c'è più, no, ecco, no, c'è ancora YouTube Godson Cock, insomma, è il clan di Godson. Allora, praticamente vi racconto un po' la storiella di questo ragazzo qua, Morphis. Allora, andiamo a guardare gli attacchi fatti. Arons, Red Elite. Ora andiamo in difesa, guardiamo Morphis, Red Elite, stesso clan, perciò sto qua si è praticamente voleva vendicarsi, però non ci è riuscito. Purtroppo non posso farvi vedere l'attacco che ho fatto contro il nostro amico Arnos perché probabilmente non c'è più il replay disponibile, ma posso farvi vedere questa difesa che mi ha fatto Morphis. Ragazzi, il like stavolta non lo dovete lasciare per me, ma lo dovete lasciare a Morphis per condoglianze, perché ragazzi ha perso e io ho vinto con 49%. E il bello, no, anzi non vi spoilo niente, vi faccio vedere tutto. Ok, Morphis attacca. Walking Queen in scalata, non la consiglio molto la Walking Queen in scalata perché la regina è veramente un fattore fondamentale per attaccare assoluto, per prendere il Town Hall. Ecco, questo è il Town Hall, questo è il cannone falcone. Regina degli arcieri, qua facciamo ecco qua mi ha terremotato anche i muri, perciò mi ha totalmente aperto dal lato destro. Facciamo per 4 così la regina distrugge, cioè mi fotte il nero e mi fotte anche il cannone falcone. Probabilmente questo ragazzo qua aveva scarga del cannone falcone, perciò ha utilizzato la Walking Queen per distruggermelo. Bene, lui ha aperto anche dal lato destro in modo tale che i golem entrino al centro. Allora, lui in scalata non usa solamente golem, ma ora vi faccio vedere, utilizza anche i giganti. Non so quanto convenga, ma anzi è una strategia che funziona, però sei contro di Kai e hai perso, fuck. Sto scherzando ragazzi. Allora, continuiamo con il replay. Praticamente esce il mio mastino odioso. Veramente questa difesa l'ho vinta con pelo di culo. Se non fosse stato per il pelo di culo non avrei vinto. Ecco, lui ha congelato anche erroneamente il volano e il town hall, ma non ha preso la torre singola. Perciò la mia torre singola ha avuto tutto il tempo per staccare i suoi golem e il suo re barbaro. Dato che qua non aveva più pozioni gelo, non poteva fare niente contro la mia singola. E ragazzi, guardate qua, sto maghetto qua, mio dio, sto maghetto stava prendendo il town hall. Se metteva una furia sul maghetto ora mi avrebbe preso anche il town hall, perché ci sono due maghetti. Ora guardate ragazzi quanto è rimasto di vita al nostro bellissimo town hall. Scheletrini di merda. Oh mio dio, mi stavo cagando addosso quando ho visto il replay. Praticamente ero in corriera la mattina, stavo andando a scuola perché avevo appena finito la sessione. Dicevo, porca di puttana, sto qua, mi apre. Io guardo il replay, oh mio dio, non mi ha ancora preso il town hall. Ero arrivato al 48%. Ragazzi, sto ragazzo qua aveva ancora 3 maghetti. Cosa potrà mai fare con questi 3 maghetti?
ha tentato, ha pensato, ha solamente provato a farmi la prima stella con 50%. Infatti qua metterà i suoi maghetti e... vincere così è solamente culo. Dopo vabbè abbiamo il ragazzo di Kings Rock che mi ha asfaltato, mi ha appiattito, mi ha distrutto, mi ha massacrato. Ma ragazzi vi faccio vedere un'altra difesa che ho fatto stamattina. Purtroppo dovevo fare sessione ieri sera, ma ero tornato da un sabato sera che mi ha quasi ucciso letteralmente. Perciò Martino, se stai guardando questo video, affanculo. Allora, praticamente dovevo fare sessione, però mi sono addormentato. Tipo ero 2 ore di ricerca là che cercavo e non ho trovato un cazzo. E mi hanno attaccato stamattina. Praticamente mi sono svegliato e ho detto, porca puttana, mi sono addormentato. Ho guardato, sono entrato nel mio villaggio e ho detto, sì, porca puttana, più 15 coppe. Allora ragazzi, se guardate qua, offro anche un bordello di risorse perché ieri sera non ho raccolto perché mi sono addormentato. Il nostro amico solito attacca da destra, mette la terremoto e entra al centro del villaggio. Qua, come potete vedere, avevo anche il golem che dovevo utilizzare in attacco, ma forse era meglio se lasciavo il mastino, però mi sono addormentato, caspita. Mi gela la multipla, me la distrugge a momenti. Ragazzi, la sua regina ha girato. Se non fosse stata per la regina, forse il Town Hall sarebbe anche beccato questa volta. Distrugge il cannone falcone. Ecco ragazzi, il punto forte di questa difesa non è solamente la posizione del falcone e quelle dell'inferno, ma anche dei mortai, perché dato che i mortai sono qua, sparano e prendono le truppe che sono vicino al Town Hall. E qua la regina, che cazzo, è stupida, sì! Insomma, mi ha fatto malapena il 30-33% solamente per darmi scudo, perciò grazie, niente male. Ragazzi, prima di partire per l'attacco volevo dirvi che ho cambiato il mio esercito. Ho iniziato ad utilizzare 7 streghe, 15 maghi, 3 golem e dopo le truppe di supporto per fare 50% e nel castello un altro golem. Questo perché? Perché sopra le 5000 coppe inizia a essere veramente difficile, perciò bisogna tirare fuori veramente i controcoglioni d'acciaio. Mentre io tiro fuori i controcoglioni d'acciaio, tiro fuori i compiti di... No, non posso dirlo, so che ho qualche prof che mi guarda. Ecco ragazzi, io dovrei studiare anche sta roba qua nel frattempo. A volte io mi chiedo se sto giocando mentre studio o sto studiando mentre gioco. Dettagli a parte, partiamo con la ricerca e ci vedremo. Aspettate. Ora vi do anche la prova di quanto tempo ci metto per aprirmi un villaggio. Ora sono le 16:56 e noi ci vediamo appena apre un villaggio, insomma. Ragazzi, oh mio Dio, guardate quante ore sono passate, sono le 21:30. Allora, come attacchiamo questo Little Beach? 3 salto, abbiamo un 3 salto. Allora, sono indeciso. Io direi dal lato sinistro in questo caso. Allora, purtroppo non abbiamo spaccamuro. Allora, ta. Una bella assalto qua. Ora speriamo che entri tutto. Maghetti. Streghe. Maghetti. Ok, sono agitatissimo ragazzi, madonna. Mi ha aperto dopo ore e ore di ricerca qua. Ok. Terremotiamo qua. Il cannone non funziona. Perfetto. Speriamo solo di entrare dentro e non faccio bene dire niente. Mamma mia. Entriamo al centro, dai ragazzi. Entrate anche voi. La torre singola è stata appena distrutta. La multipla congelata. Ok, no, bomba gigante qua, mamma mia. No, qua mi incazzo, se non prendo la seconda stella mi incazzo. Regina, non farti chiccare così. 50 ce l'ho. Dai, prendimi la seconda stella, mamma mia. Re barbaro. Ora. Ok, scialla. 2 stelle, scialla. Non penso di poter fare qualcosina di più, però la percentuale ragazzi è veramente altissima. Se la regina girava bene prima era possibile anche tentare la terza stella
Come potete vedere ragazzi, ho fatto 83%, non è poco, ha rischiato la terza stella. Perciò ragazzi, anche per questo video almeno 30.000 like, perché ci metto veramente tantissimo per registrare, soprattutto tantissimo per cercare un villaggio. E non ho ancora studiato. Che merda, insomma. 87%. Dai, facciamo resa. Non è andata così male. Torniamo a casa, facciamo resa. Ragazzi, 14 coppe e 340.000 solamente di bonus ancora a Clash Royale. Torniamo a casa. Ora torniamo nel mio clan perché sono andato in ricerca senza clan. Ok, accetta. Ragazzi, ora andiamo a guardare la nostra posizione in classifica italiana. Dopo andiamo a guardare anche quella mondiale. 38esimo in Italia. Ragazzi, 38esimo in Italia. Comunque 38 per i cinesi non è un bel numero. Comunque fatelo spiegare se avete un amico cinese. 38esimi in Italia e in tutto il mondo siamo tra... No, non ci sono neanche tra i primi 200. Sono 1843esimo. Ragazzi, mi sto speccando a merda. E guardate, sono appena entrato in guardia personale. Ecco, guardate da quanto tempo non ho raccolto dai miei estrattori perché ero in ricerca. Ora ci gemiamo questa, ci gemiamo anche questa e anche questa. Ecco, per quelli che mi chiedono come faccio a avere tutte queste gemme, probabilmente io uso Up Bounty, è un metodo totalmente legale per prendere le gemme. Se volete darci un'occhiata, link in descrizione. E questo era veramente tutto per il video di oggi, ragazzi, mi sto distruggendo a merda. Like e commento, almeno 30.000 e noi ci vediamo al prossimo video.